Il 2025 è un'altra data che entrerà nella storia del Sacrario dell'Aiten. Entro la fine dell'anno saranno infatti conclusi i lavori di consolidamento strutturale. La consegna formale delle aree, a cominciare dal corridoio d'ingresso, è avvenuta tra i tecnici del Ministero della Difesa e l'impresa appaltatrice. È un gesto simbolico quello di oggi che pone fine anche a tante polemiche, perché dobbiamo ricordarlo che Asiago è uno dei pochi, se non l'unico, sacrario militare che insiste su un centro abitato, e quindi anche l'alta presenza dei flussi turistici e delle persone interessate alla nostra storia, vedere un impianto così chiuso per anche eventi e manifestazioni aveva creato particolari tensioni, soprattutto nelle associazioni d'arma. Il cantiere, che non impedirà le visite, costerà 4.200.000 euro, a cui se ne aggiungeranno altri 6.800.000 per il restauro complessivo, tutti già stanziati. 11 milioni che danno un segnale di concretezza, di impegno nei confronti di questo territorio, e mi unisco ai ringraziamenti al generale Rispoli e al sottosegretario Rauti, che sono stati anche qui recentemente per l'apertura, e aver mantenuto la promessa di questi tempi non è cosa banale. I lavori più urgenti riguardano la parte strutturale dell'edificio, provato dalle intemperie in parti non direttamente visibili ma fondamentali. Credo che oggi sia una bellissima giornata sicuramente per Asiago, per l'altopiano, ma per tutta la provincia di Vicenza e per tutte le persone che credono ancora nei valori importanti che questi soldati, questi commilitoni, queste persone che hanno sacrificato la vita per il nostro territorio hanno difeso, e quindi veramente sono felice oggi di poter essere qui a partecipare a questo evento. L'area ancora non è visitabile fino alla conclusione dei controlli sugli alberi caduti o pericolanti. Ci sono state delle cadute che potevano mettere a repentaglio l'incolumità pubblica delle persone che erano presenti qui, ecco, e ha disposto il taglio di altre piante per motivi di sicurezza, perché non sono più stabili. Queste piante, queste alberature verranno sostituite con nuove piante, ma sempre nell'ambito del recupero, della rigenerazione di questi spazi che hanno sicuramente bisogno di un intervento straordinario di manutenzione. Tutto l'intervento sull'Aiten andrà a tutela della sicurezza strutturale e della memoria degli oltre 54.000 soldati qui raccolti dopo il loro sacrificio nella Grande Guerra.